Omicidio alla vigilia di Ferragosto in pieno centro a Torretta di Crucoli nel Crotonese. Santo Bossi, da 44 anni con precedenti di polizia per reati inerenti agli stupefacenti, è stato ucciso mentre era in corso una festa patronale. Sembrerebbe che la vittima intorno alle 21:30 fosse seduta davanti alla porta di casa di una vicina insieme al proprio figlio piccolo, quando 3 persone a volto scoperto si sarebbero avvicinate e avrebbero esploso 4 colpi di pistola che lo hanno attinto alla fronte uccidendolo sul colpo. Ancora sconosciuto il movente dell'omicidio. I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, come ogni anno per il Ferragosto, hanno rafforzato i servizi di prevenzione impegnando circa 200 pattuglie. Inoltre a Delia Nuova hanno rinvenuto 2 piantagioni di 951 piante di canapa indiana complessive, una in località Santa Cala, l'altra in località Capannina. A Rosarno invece, in un casolare apparentemente abbandonato, la cui titolarità è in corso di accertamento, scoperto un deposito di armi con 3 pistole, 2 con matricola a brasa e 289 cartucce di vario calibro, rinvenuti e sequestrati anche 2 caschi integrali da motociclista e numerosi passamontagna. Si svolgerà martedì 21 agosto prossimo presso l'Anfiteatro dell'Abbazia Florenze a San Giovanni in Fiore il primo evento hip hop reggae in memoria dei 5 ragazzi scomparsi la notte dello scorso Natale nel tragico incidente stradale sulla 107. Non a caso il logo dell'iniziativa è costituito da una stella a 5 punte con sullo sfondo l'ululato del lupo, a ricordo della canzone scritta e cantata da Frank e Robert Laurenzano, che amavano la musica rap e reggae. La settima ondata di calore dell'estate, portata da una nuova offensiva dell'anticiclone africano, sta per entrare nel vivo. Secondo il meteorologo Francesco Nucera, mezzo Europa si troverà a fronteggiare il colosso dei deserti, un potente anticiclone molto esteso che per una settimana dall'entroterra marocchino abbraccerà moltissimi paesi. Oltre l'Italia, coinvolti in particolare Spagna, Francia, Germania e Paesi Bassi, ma l'aria calda raggiungerà anche la Lapponia. Notte di Ferragosto all'insegna della dance e del divertimento al Tortuga Disco Club di Crotone. Ospite d'eccezione uno dei DJ più famosi al mondo, Bob Sinclair, che ha intrattenuto con i suoi brani oltre 2000 persone giunte da tutte le parti della Calabria e non solo. Quella del Re Mida della disco è stata l'unica tappa nel sud Italia per il suo show organizzato dalla Sea Production in collaborazione con Freedom e Quelli della Notte. Buona quindi la risposta del pubblico, anche se forse gli organizzatori di questo evento attendevano un po' più di appassionati della techno.